Le jeux sont faits, i giochi sono fatti. Michele Giraudo e Nicola Pettenuzzo, due sindaci a duello per un posto da segretario provinciale della Lega. La sfida domenica 18 dicembre, una sfida che rappresenta le due anime che ormai da tempo dividono il Carroccio in Veneto, la base e l'espressione dei parlamentari. Una lettura questa che però non viene condivisa dalla segretaria cittadina della Lega di Padova, Federica Pietrogrande. Io non condivido questo tipo di lettura che intravede in un candidato l'espressione della base, quindi dei militanti, e l'altra l'espressione di vertici di partito, perché di fatto entrambe le candidature sono sottoscritte da un numero di militanti, quindi sono entrambe a mio avviso espressione della base, dopodiché mi pare evidente che ciascuna delle due esprime o comunque è più vicina alla sensibilità di alcuni esponenti di partito piuttosto che da altri, però entrambe a mio avviso sono espressione della base e non potrebbe essere diversamente perché il nostro partito individua nei congressi quel momento in cui il confronto dei militanti fa emergere quella che è democraticamente la voce che si ritiene che possa incarnare meglio il ruolo di segretario provinciale. Insomma, per Pietro Grande non esistono buoni o cattivi all'interno della Lega, si tratta di una semplice dialettica di partito. Io non vedrei una spaccatura fra militanti e esponenti, perché di fatto gli esponenti sono espressione proprio dei militanti.